Allora qui si tira su tutto, proprio tutto, e le finestre laterali si aprono. Tetto aperto, finestre aperte, ma in base al decreto c'è ancora incertezza se questo si può considerare o meno spazio aperto. I dubbi erano ancora tantissimi. Tenga presente che il decreto è stato annunciato 10 giorni, 15 fa, dopodiché è uscito proprio in maniera ufficiale venerdì scorso, con la riapertura il lunedì. Dopodiché abbiamo chiesto i chiarimenti che sono arrivati dalla Regione Veneto ieri. E con tutti questi dubbi noi non ce la siamo sentita. Troppe incertezze, troppi vuoti, pasticceria da asporto aperta, servizio bar nello spazio all'esterno del locale no. Tanti i dubbi, questo il maggiore. I Deor venivano considerati spazi aperti oppure no? I chiarimenti del Ministero e appunto della Regione sono arrivati tra domenica notte e lunedì mattina, quando le riaperture erano previste il lunedì mattina. Attenzione perché c'era poi l'incognita del meteo, perché se io apro tutta questa tenda qui, che è tutto praticamente sei alla luce del sole, e se piove chiudo tutto, spengo la macchina del caffè, faccio andare via i collaboratori, cioè non è serio, non è serio. Sulle pareti esterne della verandina Federica Luni e la sua famiglia spiegano il perché di questa decisione. Lei, come sempre, guarda avanti. E adesso come ci muoviamo? Faremo una richiesta con tanto di foto e allegati per vedere che cosa si intende per un Deor spazio aperto, quali finestre, perché si parla di 3 lati apribili. Questi 3 lati sono compresi il tetto, è escluso il tetto, le finestre si aprono a metà, si devono aprire del tutto. Ci sono tante variabili, tu non puoi aprire con una serie di FAQ a cui non hai risposta.